Quante ruote ha un sidecar? 3. Quindi da 4 a 3. E quindi avete fatto un salto a trovare il nostro Gherardo e... Ah certo, ci mancherebbe. Sono amici... Normalmente, perché sono un po' timidi, normalmente usano questa Vespa e altre per venire a fare l'aperitivo in centro. Allora li ho chiamati, gli ho detto scusate, venite a trovarmi, visto che hanno, ripeto, parecchie Vespe, una più bella di quell'altra. Siete proprio collezionisti? Sì, mio figlio ha delle collezioni, sì, ha una collezione di Vespe. E come è nata questa passione così? Ma così è nata casualmente, siccome qui negli anni 60 c'era un Vespa Club a Cortina e quindi lui ha voluto rievocare, si è trovato un po' tutte le bandiere, le fotografie degli anni 60 e a casa nostra abbiamo la collezione. Tra l'altro, grazie, mi dicevi 56, l'anno importante di Cortina in qualche modo, no? Che viene in qualche modo incoronata con le Olimpiadi. Sì, abbiamo avuto le Olimpiadi del 56, diciamo che Cortina è diventata quella che vediamo adesso anche come strutture degli impianti sportivi e tutto. Difatti stiamo rilanciando come con la nostra associazione Cortina Olimpica proprio il riutilizzo di tutti gli impianti olimpici che sono Stadio del Ghiaccio, la pista da bob e il trampolino olimpico, e in una versione sia sportiva ma anche di forma nuova di turismo. Quindi ad esempio al trampolino olimpico, nell'arco del trampolino fare il bungee jumping, lanciarsi con l'elastico, un volo di 50 metri, e poi dopo ad esempio riattivare la pista da bob con anche d'estate di nuovo con i taxi bob che sono nel cuore di tutti quanti. Una pista da bob che ci ha portato un sacco di medaglie. Infatti Cortina vanta, non solo Cortina, tutta la provincia di Belluno, sono le località con più alta densità di atleti azzurri d'Italia, 228 atleti solo a Cortina, è incredibile, è un bel record, ma di diversissime discipline, non solo lo sci o l'hockey, ma abbiamo anche il patinaggio su alta velocità, abbiamo avuto gli olimpionici, ricordiamo Calzà, ecco. Abbiamo avuto un maratoneta alle Olimpiadi di Monaco che è stato anche sindaco qui di Cortina. Quindi un ottimo viatico per i prossimi mondiali, direi. Beh, certo che c'è un humus particolare a Cortina, quindi è una località sportiva per eccellenza ed è un po' l'anima del nostro paese. Quindi il 1956 diciamo che è l'anno in cui Cortina è diventata grande. Certo. Bene, quindi auguri, in bocca al lupo per la vostra collezione, per tutte le attività di Cortina, per avere una Cortina sempre più bella e splendente. Grazie.